pochi giorni dalla rielezione Luca Zaia apre un nuovo fronte con il governo e lancia la necessità di un recovery plan alla Veneta. È una partita miliardaria, dice, le regioni devono esserci. Ho sentito il partito lontano, l'amarezza e l'accusa del segretario regionale del PD, Bisato, grande escluso dal Consiglio, vicino alle dimissioni dopo la pesante sconfitta alle regionali. Nubifragi, vento e grandi, nel maltempo torna a colpire con violenza soprattutto l'area occidentale del Veneto, danni e disagi nel Veronese e nell'Alto Vicentino. Il papà è positivo al Covid e i due figli, poco più che ventenni, invece di restare a casa escono, accade a Santa Maria di Sala, il sindaco chiama i carabinieri. È morto nella notte a Verona il 51enne che venerdì scorso aveva fatto esplodere il suo appartamento in una palazzina dell'azienda che gestisce gli edifici comunali. Indagini serrate dei carabinieri dopo l'assalto dei banditi ad un'azienda di lavorazione di metalli preziosi con i dipendenti legati e sequestrati, bottino, gioielli e denaro. Multa da 50 euro per chi non pulirà la pipì del proprio cane. Il progetto Treviso Pulita per educare al decoro nelle aree di pregio della città, distribuite 1000 borracce. Grazie al Banco Solidale di Mirella Tuzzato, una sorpresa speciale per la piccola Giada, affetta da una rara malattia della pelle, per sua sorella Sara, la maglia di Ronaldo della Juve consegnata da un altro grande campione, Ricky Pittis. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri TG, una partita miliardaria, quella del recovery plan alla Veneta dopo l'autonomia, e questo il fronte della regione che va così in pressing sul governo. Queste le parole del governatore Luca Zaia. Io le confermo che noi, se lo vuole chiamare recovery plan dalla Veneta, io le confermo che stiamo costruendo, mettendo in fila parecchie decine di miliardi di euro proprio per fare un progetto di investimento. Un recovery plan alla Veneta per intercettare le risorse da Bruxelles e calarle sul territorio, una partita miliardaria dove le regioni devono dire la loro. Dobbiamo considerare che noi abbiamo 209 miliardi, almeno dovremmo avere 209 miliardi che il governo dovrebbe portare a casa da Bruxelles. Questi 209 miliardi, invece di perderli in 1000 rivoli e magari finanziare anche qualche cretinata che poi non servirà a nulla, non serve all'economia, non serve al lavoro, è meglio suddividerli con le regioni in base ai cittadini, al PIL, alle attività, a tutto quello che è, e poi ogni regione fa il suo piano di investimento. E il messaggio all'esecutivo Conte è forte e chiaro, tanto quanto quello sull'autonomia lanciato all'indomani della rielezione. Il nostro interlocutore è il governo, il quale poi si interfaccia con l'Europa. Si interfacci pure con l'Europa quanto vuole, ma noi vorremmo la nostra fetta di torta, poi ce la mangiamo noi per gli investimenti. C'è poi la cronaca con gli attacchi hacker che hanno colpito alcune aziende simbolo del Veneto e avevano interessato lo stesso profilo di Zaia. Dico che a volte l'attacco hacker magari può creare dei gravi danni che non sono solo economici, potrebbero essere anche danni alle persone. Può essere anche che l'attacco hacker non valutato possa fare perdere la vita a qualcuno, possa mettere a repentaglio la vita di un malato, possa sicuramente creare chissà quanti guai diretti o indiretti. Per cui direi di fare veramente attenzione, dopodiché innespriamo le leggi. Una richiesta, quest'ultima, che riguarda anche l'escalation di furti che si sta registrando in Veneto. In questo paese regnano queste forme di criminalità che io non definisco microcriminalità, semplicemente perché se tu vai a rubare ti fermano, faccio una domanda a tutti i cittadini, cosa ti accade? Niente, non vai in galera, nessuno si preoccupa, niente. Ritornando alla partita politica, sugli assessorati difficile se non impossibile avere anticipazioni. Lei ha già le idee chiare? Sempre le idee chiare. Quindi può darci qualche anticipazione, ci saranno più donne, la rappresentanza dei territori come sarà? No, ve ne do una sola, saranno 10 gli assessori. Quindi c'è posto per tutti? Per 10. Anche per Forza Italia, per Fratelli d'Italia? Per 10. Ma intanto il Toto nomine impazza, così come il dibattito sui rapporti tra Lega e lista Zaia. A Treviso più che altrove il tema dei temi per tutti resta quello dell'autonomia. Ora non abbiamo più alibi, affermano dal K3. Io sono leghista, non è che mi sento leghista, io sono leghista. Logicamente sono molto vicino a quello che è la figura del presidente, anche perché io ho iniziato a fare politica diciamo un po' sull'onda di quella che era l'immagine del presidente ancora diversi anni fa, però io sono leghista e resterò leghista sempre.
Nessun conflitto né ideologico né personale, conferma Alberto Villanova, leghista doc ma mister preferenze della lista Zaia nella Marca e tra i nomi di cui si parla inevitabilmente per un eventuale assessorato trevigiano, nonostante la concorrenza sia agguerrita dall'assessore uscente Federico Canera, Sonia Brescaccini e Marzio Favero, solo per citarne alcuni. Ovviamente il diretto interessato si scarnisce e si affida al responso di Zaia come tutti del resto. Però adesso penso ci sia solo da godersi il bel momento, il bel risultato, un risultato ottenuto grazie a una bella squadra che ha lavorato insieme a me, e per il resto penso sia compito del governatore Zaia, quindi mi godo solo il momento. Insomma, tutti allineati e coperti dietro al leader, la campagna elettorale è finita, il dado è tratto e i rapporti di forza, pur tra anime gemelle, evidenti. Ogni competizione elettorale poi porta con sé la competizione, che è giusto che ci sia anche all'interno di un partito, all'interno della militanza, ma nulla di così percepito. Quanto ai temi, la priorità è comune e si chiama autonomia. Su questo davvero, visti i numeri, non ci possono essere scusanti né tra zaiani né tra leghisti. Non ci sono più alibi. Chiaramente l'autonomia passa da un voto a Roma e sappiamo a Roma com'è la situazione, però con una regione così tutte le cose che potranno essere fatte devono essere fatte, e penso che coordinarci con le altre regioni a guida Lega o comunque dove siamo in maggioranza potrebbe essere utile. Grande escluso dal Consiglio regionale Alessandro Luigi Bisato, segretario regionale del PD, potrebbe decidere di dimettersi dopo la delusione elettorale del suo partito. Ecco le prime parole dopo la sconfitta di lunedì. Sentiamo. Ho deciso di convocare, mi pare gesto assolutamente dovuto, la direzione regionale per sabato 3 ottobre per fare un'analisi approfondita di quello che è successo. Il risultato è scadente, molto meno di quanto ci potessimo aspettare. Io penso che non serva solo mettere al centro la disponibilità che io ho già dato di fare un passo indietro. Qui serve una riflessione di tutta la parte dirigente del partito a tutti i livelli, a livello regionale, perché ricordo che c'è una segreteria unitaria da 1 anno e mezzo, che questa segreteria ha deciso la candidatura del candidato presidente Arturo Lorenzoni, quindi non l'ha decisa Bisato, ma l'abbiamo decisa tutti assieme. Lei è grande escluso dal Consiglio regionale, è mancato forse un po' l'appoggio del partito, dei suoi confronti, e forse si aspettava di essere lei in quanto segretario regionale una candidatura forte e alternativa a Zaia? Beh, guardi, io mi sono candidato, mi sono messo in gioco, non so chi altro l'avrebbe fatto nel mio ruolo, senza garanzie. L'ho fatto alla luce della mia proposta di vita di questi anni, e quindi io penso che una buonissima parte di quei 5.044 elettori della provincia di Padova che hanno deciso di scrivere il nome Bisato vada oltre il Partito Democratico. Non mi aspettavo nulla a priori e di più degli altri, anzi faccio i complimenti alla Vanessa Camani che ha avuto un consenso superiore al mio ed è stata eletta. Certo, qualche volta ho sentito il mio partito a livello padovano lontano dalla mia figura, ed è una cosa strana visto che da segretario avrei dovuto rappresentare tutti. Nuova ondata di maltempo ha colpito soprattutto la parte occidentale della nostra regione. Nel Veronese un forte nubifragio si è abbattuto nella zona della Valpolicella con grandine e raffiche di vento. I comuni interessati sono Negrar, Pescantina, Bussolengo e San Pietro in Cariano, ma anche tutto l'Alto Vicentino ha dovuto fare i conti con la nuova ondata di maltempo. Sentiamo. Alto Vicentino nuovamente bersagliato dal maltempo, una violenta grandinata si è abbattuta su Piovene, Rocchette e Chiuppano, lasciando per terra un vero e proprio manto bianco. Grandine e forti acquazzoni si sono scatenati anche a Valli del Pasubio, a Carré, Malo, Magrè, mentre un forte vento 50-60 km/h ha colpito nuovamente Arzignano, dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per ripristinare i teli posizionati a seguito della precedente ondata di maltempo. Tempo perturbato e instabile che, secondo le previsioni del Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile, perdurerà anche nelle prossime ore, con precipitazioni a tratti estese sulle zone centro-settentrionali, con possibilità di piogge abbondanti, e a questo si aggiunge anche l'allerta vento. Violenta grandinata quest'oggi nel primo pomeriggio anche sull'altopiano di Asiago.
L'ennesima ondata di maltempo, la prima propriamente autunnale, si è scaricata ancora una volta sui rilievi del Bassanese. La perturbazione, in arrivo dalla pianura veronese, si è incattivita sull'altopiano dei 7 comuni e ha portato intense grandinate in molte zone. A partire dal comprensorio del Monte Corno, dove la grandine ha danneggiato anche molte delle vetture delle persone che lavorano in zona e quelle dei turisti, sfondando vetri e ammaccando automobili. L'ondata di maltempo si è poi spostata con vento forte e piovaschi sul resto dell'altopiano per arrivare fino alla Marcesina e in Val Maron, a poca distanza da Enego. Qui la grandinata ha imbiancato il paesaggio dando l'idea di una nevicata fuori stagione. I danni sono ancora in via di valutazione, ma quel che è certo è che la perturbazione abbasserà di qualche grado la temperatura, portando le medie a quote decisamente autunnali. Ed ora il Covid con l'aggiornamento fornito poco fa dall'azienda Zero. 4 morti e 61 nuovi positivi in Veneto nel report di questa sera, che sommati ai 149 di stamane fanno salire a 210 il numero delle persone contagiate dal Covid nelle ultime 24 ore. 3.353 complessivamente le persone attualmente positive in regione, record a Treviso con 60 nuovi casi nelle 24 ore, 33 a Padova, 28 a Venezia, 45 a Verona, 28 a Vicenza, 10 a Belluno, nessun nuovo caso oggi a Rovigo, ma nel Polesine si registra un decesso, una persona ha perso la vita anche nella Marca, si tratta di una 97enne ospite della RSA di Spresiano. Cresce in Veneto anche il numero dei ricoverati, sono 148, 20 quelli in terapia intensiva. E a Santa Maria di Sala si è verificato un caso che ha messo in allarme l'intera comunità. Nonostante la positività del padre, i 2 figli poco più che ventenni non hanno rispettato l'obbligo di quarantena. Il sindaco ha chiamato i carabinieri. Il papà è positivo asintomatico al Covid e i 2 figli, poco più che ventenni, invece di restare a casa escono. Accade a Stigliano di Santa Maria di Sala, dove i 2 ragazzi, sebbene al momento negativi, ma con il rischio non improbabile di positivizzarsi, decidono di non rispettare la prevista quarantena, uscendo come se nulla fosse, di giorno come di sera, incontrando gente al supermercato e riunendosi con amici e conoscenti per una birra e una pizza in compagnia. Il sindaco, Nicola Fragomeni, venuto a conoscenza del fatto e subito dopo le dovute verifiche con la ULSS 3, ha immediatamente allertato in forze, carabinieri e polizia locale. Ma appena saputo questa notizia ci siamo subito mobilitati. Devo dire grazie anche all'Arma dei Carabinieri, il maresciallo Matrisciano è stato un fulmine. Ha inviato una pattuglia in casa e fortunatamente erano in casa tutti e 3, che solo uno era positivo, gli altri 2 devono rispettare la quarantena. Gli abbiamo intimato di non uscire di casa. Preoccupato e deluso dal gravissimo comportamento dei suoi concittadini che per i prossimi giorni fino al 6 ottobre saranno sorvegliati praticamente a vista. E lì attenzioniamo perché facciamo passare le ronde sia dei nostri vigili sia dei carabinieri, in modo tale che non ci siano problemi o rischi per la popolazione. Ora saranno i carabinieri a ricostruire la rete delle persone con cui è entrata in contatto tutta la famiglia. Questi casi qua devono essere veramente attenzionati e responsabilizzati, perché forse non abbiamo capito bene di cosa parliamo. Il mostro è un mostro importante che non conosciamo, che ancora non ha mostrato bene le sue radici. Le indagini, appena avviate, mirano a capire se anche il papà, che sapeva di essere positivo, abbia infranto l'obbligo della quarantena, andando così incontro al nuovo reato penale di violazione del predetto obbligo, punito anche con l'arresto da 3 a 18 mesi e con l'ammenda da 500 a 5.000 euro. E tutte le persone che hanno di questi problemi o hanno sentito che qualcuno ha questi problemi, vi preghiamo di segnalarceli. Poi ci pensiamo noi, con denunce alla Procura della Repubblica e multe salate.
E torniamo ora a parlare del focolaio di Covid scoppiato all'interno dell'asilo notturno del Torresino a Padova. Al momento rimangono 39 i casi di positività accertata tra gli ospiti negativi, gli operatori della cooperativa che gestisce la struttura d'accoglienza per i senza tetto, 22 i tamponi eseguiti tra i volontari in servizio alle cucine popolari. La notte è stata sanificata via Torresino, getti di acqua e disinfettante sono stati spruzzati sui marciapiedi antistanti l'asilo notturno, diventato focolaio di Covid dopo la positività di un ospite ricoverato al reparto di malattie infettive. All'interno della struttura per senza tetto si trovano 39 persone, tutte positive, che sono seguite dalla cooperativa COSEP. Nella notte l'amministrazione comunale ha provveduto a sanificare anche le strade vicino all'asilo, in particolare i luoghi in cui i senza tetto contagiati erano soliti stazionare durante la giornata. Nelle scorse ore sono stati sottoposti a tampone anche i restanti operatori della cooperativa che si tornavano nella gestione degli ospiti e tutti sono risultati negativi, quindi al momento l'unico positivo rimane l'addetto alle pulizie. Il Dipartimento di Prevenzione dell'USL 6 Euganea ha deciso di eseguire il tampone anche a 22 operatori in servizio alle cucine popolari di via Tommaseo che sono state frequentate da alcuni ospiti dell'asilo notturno del Torresino risultati positivi. In queste ore intanto è iniziato il trasferimento di alcuni dei senza tetto negativi che erano stati provvisoriamente alloggiati dal comune nell'ex scuola Gabelli della Stanga. Alcuni di loro troveranno presto posto nelle strutture messe a disposizione dalla Caritas della diocesi di Padova. Nel frattempo il cluster all'interno dell'asilo notturno ha creato polemica all'interno del Consiglio Comunale. Il consigliere d'opposizione Ubaldo Lonardi ha inviato subito un'interrogazione al sindaco di Padova Giordani per chiedere spiegazioni sulla gestione degli ospiti all'interno della struttura e auspicando che vengano eseguiti i tamponi anche ai residenti delle abitazioni che sono limitrofe all'asilo notturno. Pubblicità, ora linea alla regia, restate con noi. Ed è morto nella notte, eccoci nuovamente in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La cronaca appunto è morto nella notte a Verona Anselmo Menegazzi, 51 anni, l'uomo che venerdì scorso aveva fatto esplodere il suo appartamento in una palazzina dell'azienda comunale che gestisce gli edifici comunali. Appunto l'uomo, seguito da tempo dai servizi psichiatrici dell'ULS, aveva aperto il gas innescando l'esplosione che aveva scatenato un incendio causando l'evacuazione di 4 famiglie rimaste senza alloggio. Il 51enne aveva riportato gravissime ustioni fino alla morte avvenuta all'ospedale di Borgo Trento. Il folle gesto era stato compiuto dopo che l'uomo aveva ricevuto dalla proprietà dello stabile la comunicazione della decadenza dell'assegnazione dell'alloggio. Andiamo ora a Cassola, dove si indaga su una rapina verificatasi ieri in un'azienda di lavorazione di preziosi. Sentiamo. Indagini serrate sui 3 componenti del comando che ieri, poco dopo le 12, sono entrati alla GMPSNC Galvanica di via Monte Asolona Cassola. Hanno messo a segno una rapina legando le mani dei 2 dipendenti, facendoli stare a terra. Oltre 100.000 euro il bottino in pezzi d'oro e d'argento. I 3, travisati con occhiali da sole, cappello con il frontino, maschera anti-Covid, hanno agito in meno di una quindicina di minuti. Si sono dileguati senza che nessuno potesse accorgersi del fatto. Solo la titolare, Maria Pia Mocellino, una volta entrata dopo la pausa pranzo, si è accorta di quanto avvenuto e ha dato l'allarme ai carabinieri, che si sono subito recati sul posto. Abbiamo sentito i testimoni, abbiamo sentito il titolare, abbiamo ricostruito la dinamica di quello che è successo, abbiamo cercato di acquisire quanti più elementi possibili per la conduzione delle indagini, una pista da seguire. Non si esclude nulla, ci dice ancora il maggiore, sollecitando eventuali testimoni a contattare il comando, e se fino all'altro ieri si poteva avere la percezione di sicurezza, oggi forse un po' meno. Bassano direi che è ben presidiata dalle forze dell'ordine, abbiamo un'ottima sinergia, come vado dicendo sempre. Ci impegneremo al massimo ovviamente nella risoluzione di entrambi i casi.
Vediamo un aggiornamento per quanto riguarda l'ondata di maltempo che ha investito la nostra regione, perché si è sfiorata la tragedia questo pomeriggio a Padova nel parco del quartiere Volta Barozzo. A causa del forte vento un grosso albero si è abbattuto a terra proprio nell'area dove alcuni ragazzi stavano festeggiando una laurea. Fortunatamente non ci sono state vittime, ma 2 giovani sono rimasti feriti, lo riporta il Gazzettino. La polizia municipale è intervenuta sul posto ed ha appunto chiuso l'area verde. Andiamo ora a Treviso per un'iniziativa del comune, multe da 50 euro per chi non pulirà la pipì del proprio cane. Vediamo. Proprietari di cani, fate attenzione, perché al kit per pulire i bisognini dei vostri piccoli amici dovrete aggiungere anche una borraccia d'acqua. Se fino ad oggi venivano multati fino a 400 euro i padroncini indisciplinati che non ripulivano le strade dagli escrementi, da lunedì il via ad un'altra ordinanza. L'obbligo naturalmente di lavare le deiezioni liquide dei cani e l'obbligo anche di portare con sé tutta l'attrezzatura per lavare. Basta una bottiglietta d'acqua e questo è sufficiente per non prendere una multa, che comunque è stata ridotta al minimo, cioè 50 euro. Problema che emerge specie in centro, dove ci sono palazzi di pregio storico. Prima ci sarà un periodo di sensibilizzazione in cui l'amministrazione distribuirà in piazza Indipendenza tra sabato 26 e domenica 27 circa 1000 borracce. Utilizzeremo dei gazebi e avremo la collaborazione di ENPA, ma l'amministrazione comunale poi sarà presente anche in diverse situazioni per distribuire le borracce, sottolineo, a tutti i propri cittadini, quindi non a cittadini provenienti dall'esterno del comune. Il dispenser servirà sia per abbeverare i piccoli amici sia per la lavatura dei loro bisogni. Il tutto rientra nel progetto Treviso Pulita, volto ad educare al decoro e alla pulizia di aree di pregio e zone pubbliche, la cui pulizia straordinaria solo quest'anno è costata all'amministrazione circa 40.000 euro. Treviso è una città che ama gli animali, ha ribadito Manera, portando ad esempio le numerose aree sgambatura recentemente inaugurate, ma è necessario anche adottare accorgimenti nel rispetto del prossimo e di chi la vuole pulita. Ed ora il ritorno del Banco Solidale di Mirella Tuzzato, una sorpresa speciale per la piccola Giada di Trissino, affetta da una rara malattia della pelle. Vediamo. Che tu tifi per una squadra, ma l'avevo anche intuito da come sei vestita, e so anche che hai un giocatore in particolare che ti piace tanto. Pensate, io avevo il suo stesso numero, facevo un altro sport, però questo è un pochino più bravino di me. Cosa dici? Cosa vuoi dire, questa? Sara? Mi piace. Io volevo che tu raccontassi la tua storia a Riccardo Pittis, a questo campione ma molto sensibile. Cos'è successo nella tua vita e cos'ha questa bambina meravigliosa che è la piccola Giada? Allora, Giada è nata nel 2014 con una malattia rara, nevo congenito melanocitico gigante. È una macchia che copre 3/4 del suo corpo. Noi stiamo facendo un percorso con gli autotrapianti di pelle. I primi anni siamo stati seguiti a Roma al Bambin Gesù e poi siamo riusciti a avvicinarci a Vicenza. Voi ringraziate me, ma sono io che devo ringraziare voi, perché è molto più quello che si riceve di quello che si dà, che è pochissimo, ma quello che ti danno persone come voi, bimbe come Sara, Giada, è impagabile. Ed era questo l'ultimo servizio per questa edizione del nostro TG. Come sempre ci salutiamo dando uno sguardo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci, il meteo. Sarà Conegliano. Bentrovati al meteo.
Piomba l'autunno sul nostro territorio, interessato in parte da un vortice ciclonico. Vediamo nel dettaglio cosa dovremo aspettarci. Sul Veneto la grafica di sabato 26 settembre ci mostra una situazione tutto sommato buona, ampie schiarite soleggiate, anche se il cielo localmente tenderà a coprirsi, specie a partire dal pomeriggio. Entro sera-notte saranno possibili delle piogge sui settori nord-orientali della regione. Temperature in calo, minime fino a 12 gradi, massime più fresche tra i 15 e i 21 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, cielo spesso nuvoloso con alternanza di momenti asciutti e soleggiati, ad altri invece con occasionali precipitazioni. Temperature minime tra 7 e 11 gradi, massime sui 16-19 gradi all'incirca. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove non cambia lo scenario, qualche sprazzo di sole intervallato da parentesi più nuvolose e non si escludono nemmeno qui dei rovesci. Temperature minime sui 5 gradi, massime invece sui 16-17 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano,